Era stata l'età dell'oro della pallavolo sarda, un po' come adesso lo è quella della pallavolo nazionale. L'Italia è campione d'Europa in carica sia in campo maschile che femminile e anche allora nel 2005 due squadre sarde erano arrivate in Serie A1, ai massimi livelli, sia in campo maschile che in quello femminile. In quello maschile c'era arrivata la vecchia, gloriosa San Paolo di Cagliari, una squadra quasi partita dal quartiere, da Piazza Giovanni XXIII. C'era arrivata grazie a un tecnico marchigiano di Ancona, Lele Fracascia, mentre la squadra di Tortolì è ancora più periferica, ancora più lontana dai grandi territori della pallavolo nazionale, c'era arrivata in campo femminile con una squadra allenata da un tecnico brasiliano, Mauro Marasciulo. Era stato un fenomeno pazzesco perché non era solo la pallavolo che si era innamorata di queste due squadre, si era innamorata di queste due squadre tutta la Sardegna, tutti gli sportivi, perché era stata una dimostrazione di forza pazzesca, perché le due squadre erano partite dalla base, dall'estrema periferia, emulando quello che era successo una decina d'anni prima quando l'Olimpia di Sant'Antioco, che questo è un territorio periferico dello sport nazionale, era arrivata fino in Serie A1. Ed era stato un boom talmente clamoroso quello dell'Olimpia, allenata dal coach brasiliano Radamés Lattari, che poi sarebbe diventato, oltre che CT della nazionale brasiliana, sia maschile che femminile, anche vicepresidente del Flamengo Calcio. Ecco, questo boom di questa squadra che aveva un idolo in campo, Rafael Pascual, schiacciatore spagnolo, si era dovuto addirittura trasferire qui a Cagliari per giocare in questo palazzetto per poter soddisfare tutte le richieste. Un'età dell'oro però è durata pochissimo, perché sia l'Olimpia di Sant'Antioco che la San Paolo Cagliari che l'Airone di Tortolì hanno ballato soltanto una stagione, di fatto retrocedendo poi abbastanza rapidamente in Serie A2 e poi piano piano anche scivolando verso il basso. Però è un ricordo che resta fortissimo, con tanti rimpianti e con la convinzione che non sempre è oro tutto quello che luccica.